violento nubifragio si abbatte sull'area ovest di Padova, disagi, allagamenti, quartieri in tilt, allerta temporali lanciata dalla Protezione Civile regionale sino a sabato mattina. È stato assolto dalla Corte d'Appello, ma il 20 giugno dovrà affrontare la Cassazione. Birolo, il tabaccaio padovano che sparò al ladro uccidendolo, lancia l'appello al governo, una nuova legge sulla legittima difesa. Paura a Marcon per un anziano e suo figlio, il padre tenta di reagire all'intrusione del ladro in casa e viene ferito con un taglierino. Arresto movimentato a Verona, un uomo sotto l'effetto di droga cerca di sfuggire alla polizia, ferisce 2 agenti e si staglia su un'auto di passaggio, il video diventa virale. Frasi razziste contro i profughi costano caro al sindaco di Albettone Gio Formaggio, le sue parole in un'intervista alla radio, il primo cittadino condannato dovrà pagare 12.000 euro. Tafferugli nella notte tra tifosi del Venezia e Palermo dopo la semifinale dei play-off di Serie B, al vaglio le telecamere, indaga la Digos. Incidenti alle acciaierie venete dopo la morte dell'operaio moldavo, i sindaci chiedono al presidente Mattarella la cittadinanza onoraria per lui moldavo e per il collega romeno ancora gravissimo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il maltempo con il violento nubifragio che si è abbattuto oggi pomeriggio nella zona ovest di Padova, in tilt, quartieri come Brusegana e tutta la zona dello stadio dove stavano arrivando i fans per il secondo concerto di Vasco Rossi. Sentiamo. Strade trasformate quasi in fiumi, sottopassi chiusi, tra questi quello di via Montà che porta allo stadio Ganeo, che è stato poco dopo riaperto. Violentissimo il temporale che poco dopo le 15 si è abbattuto nella zona ovest di Padova. Disagi pesantissimi lungo Corso Australia, dove già si affollavano i fans di Vasco Rossi in coda per il secondo concerto sold out da 40.000 persone. Disagi anche a Brusegana e lungo via dei Colli. A Caselli di Selvazzano diversi danni nel quartiere e anche interruzioni temporanee dell'elettricità. Al lavoro per diverse ore vigili del fuoco, agenti della Polizia Municipale e Protezione Civile coordinati da Prefettura e Comune di Padova. Ed il maltempo continuerà anche nelle prossime ore, il Veneto sarà interessato da condizioni di marcata instabilità con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Proprio sulla base delle previsioni meteo il centro funzionale della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche dalle 14 di oggi alle 8 di sabato in tutti i bacini idrografici. Le previsioni indicano condizioni di marcata instabilità oggi e domani. A tratti saranno quindi probabili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale, saranno possibili anche fenomeni intensi con forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento con quantitativi di pioggia localmente anche consistenti. Ed ora il caso del tabaccaio di Correzzola, Franco Birolo, dopo essere stato assolto dalla Corte d'Appello, dovrà ora affrontare la Cassazione. Lancia un appello al nuovo governo. Sentiamo. Si mette a mano subito alla legge sulla legittima difesa. A parlare Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola. 6 anni fa, il 24 aprile 2012, sparò e uccise uno dei 4 ladri che erano entrati nel suo negozio per rubare. L'inizio di un calvario giudiziario. In primo grado la condanna a 2 anni e 8 mesi di carcere e al pagamento di un risarcimento di oltre 200.000 euro. In Corte d'Appello il 13 marzo 2017 l'assoluzione. Il 20 giugno l'udienza a Roma presso la Corte di Cassazione dopo che la sorella del ladro ha fatto riaprire il procedimento. Ha chiesto l'annullamento della sentenza assolutoria di secondo grado, quindi quella che mi scagionava del tutto, e ha chiesto anche il ripristino sanzionatorio del primo grado, quindi 350.000 euro più le spese. Mi ritrovo inguaiato tra virgolette su questo procedimento che non ha fine e le ricordo che la mia vicenda è iniziata nell'aprile 2012, quindi sono più di 6 anni. Ma la prospettiva è che la tranquillità nella vita di Franco Birolo resti appesa a un filo ancora per 10 anni. Ci sono altri 10 anni in sede civile perché questi abbiano la possibilità di chiedere un indennizzo, non si chiama più risarcimento dopo, indennizzo in sede civile. Quindi
ha capito che 6-7 anni più altri 10 sono 16-17 anni che uno sta lì in balia di questi parenti che chiedono un risarcimento. Non ha intenzione di mollare, lotta per chi si trova nella sua stessa situazione, come il macellaio padovano Walter Onichini. Spera nel nuovo governo 5 Stelle e Lega Franco Birolo. Mi auguro soprattutto che non si vada a fare solo un piccolo ritocco a quello che è attualmente la legittima difesa, si deve andare a modificare per bene quello che è il risarcimento, chi ha diritto a essere risarcito, che non sono i familiari dei criminali, sono le vittime che subiscono questo atto predatorio. E soprattutto gli sconti di pena e i riti abbreviati non devono essere concessi ai criminali. E la legittima difesa resta un tema aperto anche nel dibattito politico. Sentiamo il governatore del Veneto, Luca Zaia. Nel programma del governo c'è assolutamente l'introduzione della legittima difesa, il che non vuol dire che abbiamo come principio il pensare di avere un popolo di pistoleri che dormono con la pistola sul comodino, ma è la volontà di dire che se qualcuno ti entra in casa e sicuramente non con intenzioni benevole, ma per rapinarti o per picchiarti, è giusto che il proprietario di casa, il padrone di casa, il capofamiglia si difenda i suoi familiari e che non finisca poi sul banco degli imputati. E proseguiamo con la cronaca. Paura oggi a Marcon per un anziano e suo figlio, entrambi rimasti feriti dal ladro che si era introdotto durante la notte nella loro abitazione. Sentiamo. Padre e figlio faccia a faccia col ladro nel cuore della notte in un'abitazione di via Don Bosco in pieno centro a Marcon. Nessuno dei due è uscito indenne dall'incontro col bandito solitario che era entrato in casa e si era impadronito degli ori di famiglia. A sorprenderlo il 70enne, che attirato dai rumori sospetti ha provato a bloccare il malvivente per farsi restituire il maltolto. Per tutta risposta il delinquente ha estratto un taglierino e ferito l'anziano a un braccio per poi saltare dalla finestra. In giardino si è trovato di fronte al figlio 26enne, per nulla intimorito dalle sue minacce. Il giovane ha provato a bloccare il ladro che si è divincolato ed è corso verso l'auto dove lo attendeva un complice. Partiti a tutta velocità sono riusciti a evitare il loro inseguitore, colpito dallo specchietto retrovisore del veicolo in fuga. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Siamo profondamente amareggiati da questo episodio, dichiara il sindaco Matteo Romanello, e vogliamo esprimere alla famiglia tutta la nostra solidarietà e vicinanza. La zona, tra l'altro, è una delle zone più centrali del paese, stiamo parlando di una zona prettamente residenziale e molto abitata. Tra pochi giorni entreranno in funzione le nuove misure già programmate dall'amministrazione comunale in vista dell'estate. Per l'estate ci stiamo adoperando per un servizio di sorveglianza notturno da svolgersi con una ditta privata che possa essere in accompagnamento alle nostre forze dell'ordine, e continua il nostro impegno per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza territoriale che può sicuramente disincentivare malintenzionati. Affrontare il tema con gli strumenti a nostra disposizione non è facile, confessa il sindaco. Ci attendiamo un deciso cambio di rotta dal nuovo governo. Si auspicano maggiori risorse a disposizione delle nostre forze di polizia, ma soprattutto anche degli sblocchi a livello economico per permettere di investire sulla sicurezza e non doverci trovare di fronte a situazioni di questo tipo. Movimentato arresto in via Galilei a Verona e attimi di terrore per un automobilista di passaggio. Vediamo le immagini girate da un residente. Un uomo sotto l'effetto di stupefacenti è stato arrestato dagli agenti della polizia con l'accusa di lesioni finalizzate alla resistenza. Controllato dai poliziotti, l'uomo si è liberato e ha cercato di fuggire fermando un'auto che stava passando nella via e aggrappato alla fiancata della vettura ha cercato di scappare. Ecco, stiamo vedendo appunto nelle immagini come abbia fermato questa utilitaria che passava appunto nella via, si sia proprio aggrappato al portabagagli della macchina, al portapacchi di questa Panda che immaginiamo sarà stata condotta da un automobilista sicuramente terrorizzato. Poi l'uomo è stato nuovamente bloccato dai poliziotti che sono riusciti ad arrestarlo. Nella colluttazione 2 agenti sono rimasti feriti. Nel Vicentino ora il sindaco di Albettone, Gioe Formaggio, è stato condannato per frasi razziste. Sentiamo.
Condannato per comportamento discriminatorio e incitamento all'odio razziale nei confronti di rom e migranti. Per queste ragioni i giudici del Tribunale Civile di Milano hanno ritenuto colpevole Gio Formaggio, sindaco di Albettone. Le frasi incriminate, razziste dal chiaro contenuto discriminatorio, sono state espresse dal primo cittadino nel corso di una trasmissione radiofonica in occasione di una possibile collocazione di richiedenti asilo nel suo stesso comune. I giudici hanno stabilito che Gio Formaggio dovrà pagare 12.000 euro più le spese legali alle 2 associazioni milanesi che avevano presentato il ricorso. Si è conclusa con scontri tra tifosi in Piazzale Roma la partita Venezia-Palermo, sospesa la vendita dei biglietti per il match di ritorno. Sentiamo il servizio dalla nostra redazione di Venezia. Nottata di scontri tra i tifosi del Venezia e quelli del Palermo dopo la semifinale d'andata dei playoff di Serie B giocata allo Stadio Penzo e conclusasi 1-1. Tutto è iniziato nella zona del Tronchetto, dove si trovava l'autobus messo a disposizione da CTV per trasportare i tifosi del Palermo al parcheggio del Padiglione Acque, bersaglio di sassi e altri oggetti trovati a portata di mano da parte di un gruppo di una trentina di supporters lagunari. Sarebbe stato lanciato uno dei New Jersey in plastica utilizzati per gestire la viabilità. Un finestrino è stato danneggiato. Il secondo round a Piazzale Roma, dove l'autobus sarebbe stato circondato da altri tifosi e si è rischiato un altro corpo a corpo. I palermitani hanno svuotato un estintore per tenere lontani i rivali agguerriti. Ingente il dispiegamento di forze di polizia e carabinieri per tenere sotto controllo la situazione. Un tifoso si è ritrovato con un taglio provocato dal lancio di una bottiglia. Sulla vicenda indagano gli uomini della Digos di Venezia, esaminando le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza ed altri filmati raccolti dagli operatori in servizio di ordine pubblico. Una relazione sarà inviata probabilmente in procura, mentre spetterà al questore Gagliardi decidere se emettere eventuali provvedimenti di Daspo in seguito al materiale raccolto. A causa dei disordini non è stata effettuata la corsa di linea N1 di mezzanotte e 51 da Piazzale Roma verso la terraferma. In vista del match di ritorno che si disputerà domenica alle 18:30 nel capoluogo siciliano, è stata sospesa la vendita dei biglietti del settore ospiti. Lo fa sapere il sito ufficiale del Venezia FC, secondo cui la decisione temporanea sarebbe stata presa dalla Questura di Palermo. Ed ora il gravissimo incidente alle acciaierie venete dopo la morte di Sergio Todita, proclamate 2 ore di sciopero nelle aziende metalmeccaniche di Padova. Intanto i sindaci di Padova e Cadoneghe hanno chiesto al Presidente della Repubblica Mattarella di concedere la cittadinanza italiana onoraria ai 2 stranieri. Sentiamo. Cittadini e lavoratori onesti, Sergio Todita, l'operaio moldavo delle acciaierie venete, morto mercoledì poco dopo la mezzanotte, e Marian Bratu, il collega romeno che ancora lotta per sopravvivere al centro grandi ustioni dell'ospedale di Padova. È datata 31 maggio la lettera di richiesta di cittadinanza italiana onoraria per loro, firmata dai segretari generali veneti di CGIL, CISL e UIL, da Sergio Giordani, sindaco di Padova, la città dove viveva Sergio, e da Michele Schiavo, sindaco di Cadoneghe, dove abita Marian. Una cittadinanza che i 2 operai si sono conquistati con il lavoro. Sconvolti i compagni delle acciaierie venete, gli occhi di chi ha sfilato mestamente davanti ai cancelli di Riviera Francia parlano da soli. Sotto gli schizzi di acciaio bollente di quella siviera che si è staccata nella mattinata del 13 maggio potevano esserci loro. Affranta la famiglia di Sergio Todita, che in queste ore sta organizzando l'ultimo saluto a un padre e marito affettuoso. Intanto sul fronte giudiziario ai 7 indagati la procura di Padova ha contestato l'accusa di omicidio colposo. Nel pomeriggio di ieri però una svolta. Lo stabilimento delle acciaierie è stato dissequestrato e restituito all'azienda. Il lavoro dopo il 13 maggio può riprendere. Ed ancora cronaca del Vicentino, incidente mortale ieri sera a Monticello con Teotto. Monticello Conte 8, carambola con l'auto nel vicino campo, 57enne di Due Villa perde la vita. La tragedia alle 18:50 quando Pierangelo Bedin con la sua Ford Fiesta nera mentre percorreva via Villarossi proveniente dalla frazione di Vigardolo in direzione Povolaro, quando giunto all'altezza del civico 30 per causa ancora vaglio della polizia locale, cominciava a sbandare a destra e a sinistra, perdendo il controllo del mezzo e finendo poi per uscire di strada, saltando un fossato e finendo la sua corsa nel campo di Grano Turco. La Ford
carambolava varie volte sul campo, sbalzando il conducente all'esterno che finiva rovinosamente a terra. A prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118 2 automobilisti di passaggio in quel momento. Nonostante il pronto intervento dei sanitari, il 57enne decedeva poco dopo. Sul posto per le operazioni, oltre alla polizia municipale, anche i vigili del fuoco per il recupero della vettura. E dramma in una frazione di Tre-Baseleghe, un uomo è stato punto da una vespa ed è morto. Stava lavorando nel giardino di casa a Silvelle, frazione di Tre-Baseleghe, Giuseppe Mason, 55enne, quando è stato punto da una vespa. È andato a gettare il vetro nel contenitore dei rifiuti e poco dopo è sopraggiunto lo shock anafilattico fatale, causato, con tutta probabilità, dalla puntura di un insetto. L'uomo, molto noto nell'ambiente del ciclismo, non era sposato e al momento era solo in casa. A ritrovarlo un collega che non l'ha visto arrivare al lavoro. Sul posto un'ambulanza del SUEM e l'elisoccorso. Inutili però i tentativi di rianimare l'uomo. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Domenica. E rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri TG. Parliamo ora di occupazione e solidarietà, 3 nuove aperture per il colosso veneto del discount. Scorzè, Noale, Colle Umberto, 3 aperture nello stesso giorno, 3 realtà che vanno a sostituire attività ormai in crisi irreversibile. Nel Veneto, che cerca di ripartire, il messaggio del colosso del discount per X-Quality, oltre 150 punti vendita all'attivo, è di ottimismo, perché nei tagli del nastro odierni l'azienda tutta made in Veneto ha compiuto un passo importante, rilevare le realtà precedenti, mantenendo i posti di lavoro e assumendo anche nuovi dipendenti. Molta gente che lavorava qui dentro ha mantenuto il posto di lavoro. Ho parlato col direttore in questi giorni, mi diceva che non ne avrebbero neanche avuto necessità di tutti, però li hanno tenuti tutti e questo è veramente una cosa molto bella. Occupazione mantenuta e sviluppata dunque, ma non solo. Quando un centro così importante chiude e rimane chiuso a lungo può diventare anche un luogo di degrado urbano e quindi c'è anche questo risvolto, il fatto di riavviare un'attività fa sì che riprenda vita, controllo. E poi c'è uno dei punti cardine dell'azienda, nata nel 1971 e guidata dai fratelli vicentini Fosser, l'attaccamento al territorio veneto anche attraverso la solidarietà. Nel 2017 abbiamo fatto più di 500 proprio iniziative sociali che vanno dalle sagre alle fiere, a contributi a scuole, a varie società per anziani. A Scorzè, Noale e Colle Umberto, ecco i buoni spesa regalati alle associazioni. E che noi abbiamo indirizzato alle 2 Caritas di Scorzè e di Peseggia Gadigiano e l'associazione Cielo Blu, che è un'associazione che si occupa di disabili. Ma non solo. L'azienda ha dimostrato una particolare attenzione alle nostre 2 istituzioni molto importanti, l'asilo di Colle Umberto e l'asilo di San Martino. Ci viene data un'offerta significativa che incrementa la nostra realtà assistenziale nei confronti dei nostri bambini. Non siamo certo la multinazionale, non vogliamo esserlo, non lo saremo mai, però siamo chi è proprio attaccato al proprio luogo. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera subito dopo i TG torna 20:10 in studio il nostro direttore Luigi Baccialli con il professor Stefano Zecchi. E poi alle 21:15 torna Ring, questa sera sarà l'ultimo match, l'ultimo confronto tra i 6 sfidanti del comune più atteso al voto nella Marca, Treviso. Questa sera una puntata speciale, quindi nella quale si troveranno faccia a faccia per il rush finale Giovanni Manildo, Mario Conte, Domenico Losappio, Said Ciaibi, Maristella Caldato e Carla Condurso. Un round per ogni tema caldo della campagna elettorale a Treviso, dalla sicurezza all'aeroporto, dal commercio al turismo, partendo dalle polemiche per gli allagamenti delle scorse ore. Puntata quindi da non perdere questa sera su Antenna 3 alle 21:15. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci.
Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sulle nostre regioni a prevalere sarà l'instabilità. Diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso possibile soprattutto sui settori nord-occidentali, asciutto e in genere soleggiato altrove, col passare delle ore piogge anche sul resto della regione. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 23 e 27 gradi circa. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia con occasionali rovesci solamente sui monti al mattino. Dal pomeriggio deciso peggioramento con fenomeni temporaleschi via via più diffusi un po' su tutti i settori, ma migliorerà entro la serata. Temperature minime comprese tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, sarà bel tempo ovunque al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggiorerà un po' ovunque con qualche temporale a carattere sparso. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.